Bene, ed eccoci qua, tornati in studio per il nostro consueto spazio dedicato al memento, questa nostra rubrica, Ermanno, dove torniamo ad occuparci di temi di cui abbiamo già trattato e questa sera la dedichiamo alla protesta degli agricoltori, una protesta che si è, tra virgolette, diciamo così, infiammata un po' in tutta Europa, questo è bene sottolinearlo, già dall'inizio dell'anno, ma ne abbiamo parlato poche settimane fa e insomma è il momento forse per capire se qualcosa ha sortito questa protesta oppure se i problemi restano ancora no, i problemi rimangono tali e quali, perché non mi pare che nessun politico abbia accolto il fondamento di questa protesta. Allora, l'agricoltura e gli agricoltori sono sempre stati schiavi del mercato. Sono quelli che rischiano di più e guadagnano di meno, e lavorano di più e sono trattati proprio come venivano trattati una volta gli agricoltori, che erano contadini perché erano schiavi del conte sostanzialmente. Adesso sono liberi, però diciamo che tutta l'economia che gira attorno all'agricoltura non è a favore dell'agricoltura, è lo sfruttamento ulteriore dell'agricoltura, e questo bisogna darci un taglio, ma un taglio netto. Ma non è che lo diciamo per gli agricoltori, lo diciamo anche per noi, perché se non abbiamo chi ci difende sul piatto della minestra a tavola, noi siamo morti. Non posso fidarmi di agricoltura che viene chissà dove, fatta non si sa come. Già l'agricoltura è difficile da fare in Italia, un'agricoltura pulita, un'agricoltura curata, un'agricoltura che aiuta anche il territorio. Ma addirittura se viene da altre zone, io ho visto oli greci, sono stato in Spagna, ho visto la produzione dell'olio in Spagna e diciamo rispetto all'Italia è un abisso. Però naturalmente sta al mercato decidere e purtroppo la politica non appoggia l'agricoltore, lo appoggia a parole, grandi abbracci, grandi discussioni, poi alla fine non combinano niente e gli agricoltori rimangono esattamente nella stessa posizione. Quindi è il momento di tirarsi sulle maniche e incominciare a stare dalla parte degli agricoltori, perché stiamo, guarda caso, come nel caso di Assad, stiamo dalla parte nostra e con noi abbiamo degli ospiti. Certo, abbiamo due rappresentanti delle associazioni di categoria. Saluto e ringrazio per essere tornato qua in studio Roberto Lorin, buonasera. Buonasera. Lorin è presidente della Coldiretti di Padova e ringrazio per essere tornato anche lui Luca Trivellato, buonasera. Buonasera. Grazie per essere qui con noi, presidente della CIA di Padova. Allora, un'agricoltura che fatica anche a farsi sentire, perché diciamo che è la prima volta a livello europeo che c'è una presa di posizione così importante, e quindi bisogna approfittarne, perché c'è stato un momento in cui tutti si sono, pur non essendo collegati a livello europeo più di tanto, improvvisamente è scattata la scintilla. E quindi che cos'è successo, Roberto Lorin? Prego. No, è successo. È chiaro che la situazione, insomma, lo conosciamo benissimo, è da anni, insomma, che il mondo dell'agricoltura, lo diceva anche lei, insomma, sta vivendo delle situazioni di difficoltà generali oggettive. E noi come Coldiretti abbiamo sempre cercato di portare la nostra idea, il nostro pensiero, la nostra voce, e di continuare a fare quelle battaglie che insomma ci hanno contraddistinto. E come ci eravamo visti l'altra volta, anche di recente, siamo reduci ulteriormente da un presidio a Bruxelles, perché come detto, insomma, come ben sapete, sanno anche i telespettatori, la politica agricola comunitaria viene decisa a livello europeo, a livello di Bruxelles appunto, ed è lì che vogliamo far sentire la nostra protesta rispetto appunto a delle scelte che noi abbiamo detto anche, le abbiamo anche chiamate eurofollie, che dopo magari potremo anche elencarne anche qualcuna, che hanno contraddistinto questo quinquennio di legislatura parlamentare, europarlamentare, e che effettivamente insomma ha messo in difficoltà
ha ulteriormente burocratizzato il nostro settore e messo in difficoltà con alcune scelte di cui insomma ne abbiamo parlato anche relative al Green Deal, no? Di questa politica verde che doveva insomma coprire uno spettro molto ampio, tra cui anche l'agricoltura, che francamente ha messo in seria difficoltà il nostro settore, e questo ha creato, come abbiamo visto, una protesta crescente in tutta Europa, iniziata prima in Germania, poi in Francia, e che ha toccato anche un po', insomma, abbiamo visto anche di recente anche l'Italia, la Francia, eccetera. Noi ribadiamo come associazione la nostra linea, il nostro presidio, come dicevo prima, a Bruxelles, perché noi rivendichiamo un principio cardine che è quello della reciprocità. Cioè, questo quadro normativo che ci è stato imposto e con cui insomma, siamo anche riusciti in qualche maniera anche a contrastarlo, limitava fortemente quella che era la produzione europea, la produzione di qualità, la produzione controllata, perché ricordiamoci che noi in Europa abbiamo un'agricoltura di estrema qualità, di estremo valore e di estremi anche principi sociali e etici, no? A favore di voler magari aprire le porte, no? Come ci siamo detti, a produzioni provenienti da altri paesi dove magari questi principi chiaramente non sono sempre osservati. Per cui siamo anche reduci recentemente da un tour che abbiamo fatto anche in provincia di Padova, dove abbiamo incontrato i nostri soci, perché rispetto alle proteste che poi sono montate, a tutte anche le sigle indipendentiste che abbiamo letto, insomma, che tra l'altro, insomma, dopo, tornando un po' sui contenuti, francamente l'unica cosa che ho colto era un attacco nei confronti, in questo caso, di Coldiretti, perché ho letto anche cose veramente, ho visto bandiere bruciate della Coldiretti, e che per chi è stato socio e che è socio della Coldiretti, che ha fondato la Coldiretti, che si ricorda dei principi e dei valori in cui il presidente Bonomi nel 1944 ha fondato la Coldiretti e ha fatto la più grande e ha creato a suo tempo la più grande rivoluzione agraria, riassegnando i terreni, no, agli agricoltori in un periodo post bellico dove probabilmente la stragrande maggioranza della popolazione viveva di agricoltura, ma era mezzadria, per cui noi siamo figli di quella Coldiretti, di quel principio, e vedere appunto le bandiere bruciate, vedere atteggiamenti, come abbiamo letto anche, siamo stati nominati una setta anche, no? Il cancro dell'agricoltura, insomma, fa un po' specie, perché poi dopo nei contenuti che abbiamo letto anche da parte di questi agricoltori o di queste sigle e di questi rappresentanti, in contenuti francamente non li ho ancora ben percepiti fino alla fine, per cui rispettiamo chiaramente chi va e protesta, però vogliamo anche ricordare che molte delle nostre iniziative, insomma, sono storiche, e noi abbiamo voluto, con un giro assembleare che abbiamo fatto nel territorio padovano, incontrare i nostri soci, abbiamo incontrato oltre 1700 soci, ci siamo confrontati, chiaramente anche in termini civili, è stato un confronto molto aperto e anche dinamico, che ha permesso anche di rifare anche un quadro della situazione generale e sull'arte sullo stato d'arte, insomma, di quella che è l'agricoltura. Però ripeto, il focus è il principio di reciprocità che rivendichiamo in maniera forte a Bruxelles, e lo faremo. E chiaramente ritorneremo su quelle battaglie che fanno parte un po' del nostro status sull'etichettatura. C'è una data che per me è miliare, il 2019, quando su una forte volontà, pressione politica della Coldiretti, abbiamo ottenuto l'etichettatura, per cui il fatto di riportare nella pasta, nel pomodoro, nella conserva, nel latte, l'origine della materia, per cui Italia, prodotto o eventualmente prodotto all'interno della comunità europea o extra UE. E questo è stato una battaglia che, tra l'altro, chi si ricorda, siamo stati denunciati dalla comunità europea perché avevamo avuto 2 procedure di infrazione, perché questa normativa italiana limitava quello che secondo alcuni era la libera circolazione delle merci. Per cui rendiamoci conto dell'importanza di questa etichettatura e della forza e della leva su cui dovremo agire
anche nei confronti del consumatore, di quell'educazione che serve anche per la scelta corretta nello scaffale di scegliere eventualmente, per chi lo ritiene opportuno, il prodotto nostro, il prodotto italiano, che poi valorizza l'agricoltura italiana. Certamente, questo è importante perché naturalmente poi difende il consumatore, giusto Luca Trivellato? Quanto importante è l'agricoltura e soprattutto con il controllo dell'agricoltura, il controllo del territorio e un rapporto, diciamo, tra agricoltore e consumatore. Prego. Allora, il rapporto con il consumatore è ovviamente un elemento fondamentale per la valorizzazione di quello che sono le nostre produzioni. Io credo che più in generale, insomma, quello che è il mondo agricolo e le problematiche del mondo agricolo dovrebbero essere affrontate con delle parole chiave. Le parole chiave sono responsabilità, sono rispetto e sono conoscenza. Questi tre elementi sono imprescindibili se noi vogliamo fare un ragionamento che sia efficace e che porti a dei risultati per quello che sono le nostre imprese agricole, che sono un elemento fondamentale di quello che è il nostro territorio. L'Italia è un paese stupendo, ma è un paese anche molto fragile. Ci sono zone nelle quali è possibile fare un modello di agricoltura, altre in cui l'agricoltura deve essere incentivata a rimanere perché permette di evitare poi problematiche a valle. Mi riferisco, rimanendo in Veneto, alle zone di Belluno per quanto riguarda i pascoli, il controllo della forestazione, questi elementi qua che sono elementi fondamentali anche per un ragionamento idrogeologico e di ambiente, ma proprio anche di sicurezza territoriale che riguarda tutti noi, riguarda la comunità. E parlo di responsabilità perché questa cosa qua è responsabilità di tutti a tutti i livelli, è responsabilità del consumatore scegliere che cosa acquistare, e quindi in questo tema ovviamente, come diceva anche il Presidente Lorin, l'elemento di mettere a conoscenza del consumatore da dove arrivano i prodotti, come sono coltivati e che modello agricolo noi abbiamo, e quindi il consumatore abbia la facoltà di premiare o di, come dire, o di non premiare il prodotto a seconda anche da dove arriva, ma anche del modello produttivo, è un elemento fondamentale. Però la responsabilità è chiaro che è anche della politica. La politica nel senso positivo di questo termine. Se noi ragioniamo sull'agricoltura, noi non possiamo considerarlo un settore come tutti gli altri. Cioè, quello che rende evidente il periodo che stiamo vivendo è che l'agricoltura, in particolar modo quella italiana, in un mondo globalizzato del libero mercato non riesce a stare in piedi. Sono necessari interventi europei, nazionali e regionali che permettano di, come dire, cucire addosso alle realtà del territorio quelle normative che permettano poi di rimanere economicamente salde e quindi produttive le nostre aziende agricole, partendo dalle cose che abbiamo. Guardate, le proteste che si sono nominate prima sono proteste che ovviamente sono legittime e vanno rispettate, che pongono un elemento di disagio che abbiamo sempre ripetuto noi come CI Agricoltori Italiani, insieme anche alle altre organizzazioni. Abbiamo sempre detto che c'è un problema di redditività nell'agricoltura, non lo diciamo da ieri, lo diciamo da anni. La situazione si è andata, come dire, si è tirato quel famoso filo fino a rompersi, perché in una congiuntura economica di aumento dei costi da un lato e di mancanza di prospettiva dovuta a indicazioni europee che hanno privilegiato il metodo produttivo sulla produttività, ha comportato ovviamente quelle tensioni che abbiamo ritrovato, che sono una manifestazione di disagio. Il nostro ruolo come organizzazioni è quello di fare delle proposte, e noi su questo ne abbiamo avanzate diverse. Una di queste, per quanto riguarda la parte cerealicola, è quella del Granaio Italia, cioè di formulare un registro telematico nel quale tutti gli operatori possano essere messi a conoscenza di quanto grano abbiamo, quanto è necessario all'industria di trasformazione, e in base a quello anche, come dire, prevedere un ragionamento sulle produzioni
e quindi anche una valorizzazione del nostro prodotto, perché avere la mancanza della reciprocità, noi su questo ci troviamo d'accordo, rispetto ad altri paesi diventa, come dire, un gioco che parte da presupposti che non sono equi rispetto ai modelli produttivi. La Borsa Merci di Bologna quota il mais OGM ad alimentazione animale, noi non possiamo produrre mais OGM e ci mancherebbe. Però è chiaro che è un confronto impari sotto il profilo, come dire, del valore e della differenza costi e ricavi che dopo le aziende agricole hanno. Allora, su questi elementi qua bisogna fare un ragionamento che sia complessivo, per cui responsabilità da parte di tutti, non semplifichiamo in cerca dei colpevoli, perché l'Europa ha le sue responsabilità, ma anche lo Stato italiano ha le sue responsabilità, ma anche la Regione ha le sue responsabilità, ma anche noi come organizzazione abbiamo le nostre responsabilità. Qua il gioco dello scaricabarile e della ricerca del colpevole aiuta fino a un certo punto. Noi dobbiamo riuscire a prendere in mano quello che è la normativa, il sistema produttivo italiano per quanto riguarda l'agricoltura, metterci in mano e ragionare su come dargli futuro, perché questo ne va del futuro del nostro paese, ma anche delle nuove generazioni che entrano in agricoltura. Certo, certamente è un problema molto grande, è un problema molto trascurato e oggi ci casca sulla schiena, ma siamo ancora in tempo a salvarci. Allora partiamo con un contributo agricoltore, la protesta continua. Insostenibile divario tra i prezzi dei prodotti dal produttore ai consumatori, ma poi a pesare ci sono i cambiamenti climatici estremi, la concorrenza sleale, i terreni da tenere a riposo e poi la complicata partecipazione al Green Deal e il caro energia. È una sfida ormai a tutto campo quella che stanno affrontando gli agricoltori italiani e più in generale dell'Unione Europea, che restano asfissiati dalle regole e dalla burocrazia. È un settore in difficoltà ormai da tempo e che sta manifestando il suo malessere da settimane nelle strade, lo vediamo con i trattori nelle piazze, ma c'è anche chi discute nei palazzi dove si prendono le decisioni. Dopo aver ottenuto il ritiro della direttiva sugli agrofarmaci in seguito alla protesta del 1° febbraio scorso, gli agricoltori tornano ad alzare la voce anche a Bruxelles, dove si riuniscono i ministri dell'agricoltura per la presentazione della nuova proposta sulla PAC, la politica agricola comunitaria. Sotto accusa ci sono delle scelte che stanno causando gravi danni all'agricoltura italiana, dal divieto delle insalate in busta e dei cestini di pomodoro all'arrivo nel piatto degli insetti, dall'idea di equiparare alcune tipologie di allevamenti anche di piccole e medie dimensioni alle attività industriali, oppure al Nutri-Score, sistema di etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato in Francia, pensato per semplificare l'identificazione dei valori nutrizionali, ma che boccia le eccellenze del Made in Italy, e poi il via libera alle etichette allarmistiche sulle bottiglie di vino, fino all'eliminazione della pesca a strascico, fino poi alla possibilità di importare grano dal Canada, dove si coltiva grazie all'uso del glifosato, secondo modalità che sono vietate in Italia. E questa è solo una sintesi delle problematiche che stanno affrontando gli agricoltori. Le cose da risolvere quindi sono ancora molte e il braccio di ferro, con la politica che decide, è destinato a durare ancora a lungo. Certamente, ma allora cosa bisogna fare? Quello che si usava una volta: mettiamo le tasse sui prodotti che vengono dall'estero, così equipariamo, perché se uno risparmia e non fa un'agricoltura di sfruttamento, per esempio, delle persone, o usa delle tecniche che vanno ad inquinare, è giusto che paghi lo scotto. Non possiamo noi andare al supermercato e ogni volta leggere che cos'è, da dove viene, cosa fa. Va bene anche quello, è utile, anzi indispensabile, però ci vuole alla dogana, all'entrata in Europa, un fermo molto preciso, ma soprattutto si paga di più quello che viene dall'estero e si equipara invece. Perché abbiamo detto che l'agricoltore oggi ha una necessità di avere dei figli che
vanno a scuola, che fanno l'università, che crescono culturalmente, eccetera, sono costi, e questi costi non è che glieli regalano dall'alto, e deve equiparare il suo tenore di vita al tenore di vita dei professionisti. Questo è il punto. Allora poi avremo qualcosa in cambio, cioè una civiltà più elevata e più consona a quello che è il tenore di vita, e non creiamo degli strati sociali che vanno in contrapposizione. A lei la parola, Roberto. Penso che il pensiero che lei ha fatto sia assolutamente condivisibile. È chiaro che bisogna capire anche in un contesto europeo se questo è attuabile, perché chiaramente il fatto di porre dei dazi, di bloccare le entrate di queste derrate alimentari, come dicevamo prima, prodotte non si sa come, chiaramente potrebbe permettere un freno. Però insomma c'è da capire l'architettura. Beh, intanto l'Europa dovrebbe farlo rispetto a prodotti che vengono da altre zone, perché il tenore di vita di un agricoltore in Europa non è quello che c'è in altre zone del mondo, no? Assolutamente no, su questa cosa siamo assolutamente d'accordo, non ci piove, anche perché mi sono portato anche alcuni dati che magari possono essere anche un pochettino di aiuto in merito anche a quello che è il valore dell'import alimentare che abbiamo qui in Italia, insomma, ecco, perché tra l'altro, dobbiamo anche dirlo, nel 2019, dopo un grande lavoro che è stato fatto sempre da Coldiretti, siamo riusciti a desecretare i dati relativi all'import dei prodotti agroalimentari in Italia. È stato un lavoro, insomma, che ci ha visto anche battagliare anche a livello giudiziario, e ve li leggo velocemente, insomma, che tra l'altro sono reduce dalla lettura anche nei confronti dei nostri soci Coldiretti, per capire un po' anche quello che è il valore. Il valore complessivo è intorno ai 65 miliardi di euro in Italia di prodotti importati. Questo è il dato relativo al 2022, per cui sono tutti dati consultabili, tra l'altro che classificano anche tutte le principali agroindustrie italiane che importano prodotto in base anche alla tipologia. Le do questi valori veloci: pomodoro 370.000 tonnellate, carne suina 1 milione di tonnellate, carne bovina 350.000 tonnellate, latte 854.000 tonnellate, miele 26.000 tonnellate, frumento duro 1,8 milioni di tonnellate, frumento tenero 5 milioni di tonnellate, e chiudo con l'olio, che citava lei prima, 577.000 tonnellate di prodotto. Adesso è chiaro che in un contesto generale, anche geopolitico, che stiamo vivendo, proprio notizie anche di questi giorni, insomma, che è aumentata anche in maniera importante l'import di grano dalla Turchia, dall'Ucraina e anche insomma, per cui in quel contesto geopolitico che abbiamo visto anche nel Medio Oriente, dove il canale di Suez, la difficoltà adesso si stanno riversando nei nostri porti cereali, derrate alimentari che stanno ostacolando e mettendo in difficoltà quello, come diceva lei, che è il nostro prodotto, la nostra tipicità. E chiaramente sono dinamiche geopolitiche che qualcuno, come citava prima anche lei della politica, deve iniziare a prendere in mano e interessarsi, perché un'altra cosa che abbiamo anche potuto percepire un attimino anche dai nostri incontri di Bruxelles è che adesso c'è un'attenzione generale dell'Europa nei confronti dell'Ucraina. Ucraina che, insomma, sappiamo benissimo la situazione, per cui l'Europa sta ammiccando all'Ucraina per poter pensare di poterla inserire all'interno del nostro contesto europeo. Io non entro nel merito della situazione perché lo sappiamo benissimo, la tragedia che si sta svolgendo, però tornando anche da un punto di vista nostro dell'agricoltura, pensiamo a un'Ucraina che è stata sempre denominata il granaio d'Europa, ha 4 volte la superficie agricola dell'intera Europa. Pensare di reinserire questa nazione all'interno del contesto europeo con una PAC, con una politica agricola magari che non pensa di aumentare quelle che sono le risorse, ma di ridistribuirle anche all'interno di questa nazione, insomma, chiaramente vede penalizzata ulteriormente nell'eventualità quella che è l'agricoltura italiana, per cui effettivamente c'è un tema politico molto importante da dover affrontare, che partirà sicuramente a giugno con i rinnovi dell'Europarlamento, ma è anche un tema che riguarda l'Italia. Faccio questa battuta che secondo me è anche un po' emblematica dello stato d'arte. La PAC
23-27, cioè la politica agricola che stiamo applicando, che stiamo contestando, che abbiamo anche cercato un attimino di migliorare, no? Come dicevamo prima, anche nel servizio, no? È una PAC che è stata discussa nel 2015. E se noi pensiamo anche ai nostri rappresentanti italiani che hanno discusso questa PAC dal 2015 al 2023, lei che magari ha più memoria storica di me, siamo partiti col governo Renzi, governo Gentiloni, Conte 1, Conte 2 e l'attuale governo Draghi, bravissimo, e l'attuale governo, per cui 5 o 6 governi che hanno cercato di rappresentare l'Italia e le politiche agricole con pensieri e dinamiche completamente diverse, per cui anche chi oggi, come abbiamo letto e stiamo vivendo anche in maniera personale, vuole delegittimare gli organi intermediari come le nostre associazioni e categorie, insomma, dobbiamo stare anche un attimino attenti, perché con questa variabilità politica che abbiamo, noi dobbiamo comunque da agricoltori, da associazioni e categorie mantenere la barra dritta, perché dobbiamo anche saper dialogare in maniera trasversale con i nostri politici per cercare di portare le istanze, perché altrimenti la situazione veramente diventa notevolmente complicata in uno scenario del genere. E sappiamo anche che da giugno, col nuovo Parlamento insediato, si comincerà a rinegoziare la nuova PAC, quella del 28 o 30, quella che sarà, insomma. Per cui dobbiamo essere ben consci del senso civico che dobbiamo mettere tutti noi come cittadini nel fare le opportune scelte, e chiaramente mantenere quella barra dritta che a oggi, insomma, Coldiretti, per quanto riguarda, insomma, sta cercando di portare la sua voce in Europa, e stiamo anche vedendo, insomma, che da questo punto di vista stiamo dettando quella che è una traiettoria, una linea, e che altre associazioni di categorie europee ci stanno seguendo, perché, come abbiamo detto, e chiudo velocemente, insomma, carne sintetica, il 4% del riposo dei terreni, insomma, sono tutte battaglie che adesso hanno attizzato anche altri paesi, altri agricoltori, e assieme stiamo facendo una forte opposizione, però saremo lì e continueremo a presidiare, come dicevo prima, Bruxelles, perché è da lì che partono poi a caduta tutti gli inquadramenti normativi che poi noi dobbiamo applicare. Certamente. E allora, Trivellato, come possiamo suggerire alla politica di cambiare? Quali sono i punti fondamentali perché questa politica cambi? Ne accennava il suo collega prima, appunto, dell'Ucraina, ma l'Ucraina, a quello che sappiamo noi oggi, è in mano alle multinazionali, l'agricoltura non è in mano agli agricoltori ucraini, se non in percentuali molto piccole. Peraltro grossi fette di terreno sono state acquistate addirittura dalla Cina, che naturalmente ha tutti gli interessi di avere un'agricoltura gestita direttamente, e soprattutto la capacità degli ucraini a gestire la terra, perché ormai è una tradizione antica. Allora, esiste una politica in questo momento di questo governo, dei governi passati, che ha dato un indirizzo positivo in questo senso, cioè l'agricoltore viene prima, poi si vedrà il resto? Prego. Ma guardi, noi abbiamo, come dire, ribadito più volte che per partire su qualunque ragionamento di politica bisogna un po' fare il punto su alcuni elementi. Lei l'ha detto prima, cioè noi per parlare di agricoltura dobbiamo partire, lei parlava di reddito, giustamente, di ruolo sociale, di riconoscimento del ruolo sociale, giustamente, insomma, in poche parole, della dignità di chi lavora in agricoltura. Questa dignità è fatta di 3 cose: il reddito, cioè capire come riuscire rispetto alle aziende che noi abbiamo nel nostro territorio, e noi questo come organizzazioni, come categorie possiamo dare una fotografia precisa di quello che sono le nostre aziende agricole, perché l'agricoltura è una cosa importantissima, ma è diventata negli anni anche molto tecnica e in questo è molto burocratica, e in questo elemento di gestione burocratica le categorie agricole gestiscono quello che si chiamano i fascicoli. Lo semplifico per i telespettatori: il fascicolo dell'azienda agricola è una fotografia intima dell'azienda agricola, cioè noi sappiamo esattamente
che tipo di agricoltura viene fatta nell'azienda agricola, non solo l'estensione. È come se, per semplificare, si sapesse in un ristorante se fanno piatti vegetariani, piatti di carne, quante sedie, eccetera, eccetera. Noi siamo a questo livello di conoscenza di quello che sono le realtà agricole del nostro paese, ed è per questo che noi organizzazioni agricole riusciamo a dare un contributo positivo rispetto alle proposte che facciamo, perché la nostra è una rappresentanza che è fatta di conoscenza di dati e di conoscenza diretta di quello che sono i nostri soci. La dignità passa quindi su una normativa capace di valorizzare quello che sono le nostre dimensioni aziendali, i nostri modelli produttivi, valorizzare in termini economici, partendo da un ragionamento su quello che sono i costi. Noi in Italia abbiamo un ente importantissimo che si chiama Ismea, che controlla diciamo tutta la parte del mercato, ma non solo, anche una parte di finanziamento per l'evoluzione delle aziende agricole, che può dare un contributo importante di studio rispetto ai costi per arrivare alle produzioni che noi facciamo. E noi chiediamo, come CI Agricoltori Italiani, che venga determinato il prezzo in funzione dei costi produttivi. Cioè il libero mercato si deve fermare, per quanto riguarda l'agricoltura, su un prezzo di vendita per quanto riguarda i produttori che è basato su una variabile conoscibile dagli enti che già abbiamo, che è quella del costo di produzione, e su quella ragionare sulla marginalità che devono avere le aziende agricole. E questo riguarda il reddito, cioè l'oggi. L'altro elemento che deve essere anche, come lei ha detto, i costi. Chi fa agricoltura è all'interno della nostra società, per cui ha legittimamente una prospettiva di dignità di vita, di possibilità di vita, che deve essere uguale a quella degli altri lavoratori. Certo. Per cui siamo in Italia e tutti vogliamo avere una possibilità di mandare i propri figli all'università, di avere macchine, telefonino, insomma, di avere quelle cose che sono corrette avere, no? Quella prospettiva di vita dignitosa. L'altro elemento comunque è quando si finisce di lavorare, perché una cosa che sta rimanendo un po' a lato, che noi stiamo ricordando e continuando a battere, la questione delle pensioni in agricoltura. Noi abbiamo un settore agricolo che è estremamente anziano, passatemi il termine, certo, a livello di età media. Se non viene posto un ragionamento sulle pensioni di chi ha lavorato tutta la vita la terra e vanno in pensione con la pensione minima, ma scusatemi, ma che dignità vogliamo dare noi a chi ha tenuto sulle proprie spalle il paese e ha dato da mangiare a tutti negli ultimi 20 anni? Insomma, bisogna anche che la comunità tutta, e ovviamente la politica come espressione di comunità, si assuma, come dire, delle responsabilità, come dicevamo prima, e dare una prospettiva anche pensionistica a quello che è il nostro settore. Certo. Perché noi non possiamo permetterci, perché questo ne va anche della salute e della sicurezza poi del posto di lavoro, perché noi non possiamo permetterci di avere agricoltori che lavorano la terra con macchinari a 75-80 anni, perché è un pericolo. Perché noi dobbiamo anche valorizzare quello che sono le persone che hanno dato la propria vita al lavoro, alla coltivazione, a quant'altro. Allora su questo c'è anche una dignità che riguarda il futuro, che riguarda le pensioni, che riguarda la prospettiva, come dire, di corretto e legittimo riposo dopo una vita di lavoro. E su questo bisogna che appunto ci si assuma le responsabilità come comunità, riconoscendo il ruolo di dare dignità anche nel momento in cui uno va a riposo dalla parte lavorativa, e che venga sostituito dalle nuove generazioni, e torniamo sul ragionamento della redditività. Ma se non parti da quello che è la situazione concreta, reale delle nostre aziende agricole, e non fai un ragionamento di riforma del sistema agricolo ritagliato su quello che è la nostra tipologia di azienda agricola italiana, differenziando per esempio tra commodities, cereali, leguminose, eccetera, eccetera, chi produce, diciamo, elementi di grande produzione di seminativi, e specialities, tra chi ha l'azienda da 500 ettari e chi ha l'azienda da
10 ettari, che ricordo che il 90% della nostra agricoltura è fatta da aziende medio-piccole. Certo. Noi non possiamo immaginare di equiparare aziende di dimensioni totalmente diverse, di indirizzi produttivi totalmente diversi, come se ci fosse un unicum dell'agricoltura, senza andare a conoscere esattamente a che cosa sono soggetti burocraticamente, di sfide, gli investimenti. Cioè, il ragionamento per esempio sugli ammortamenti delle macchine agricole per le aziende agricole di piccole dimensioni, ragazzi, che ci capiamo, cioè, noi dobbiamo immaginare, come dire, un sistema nel quale è possibile mantenere in piedi aziende agricole del territorio per la loro valenza non solo di produzione primaria, ma anche per quello che dicevo prima di tenuta, come dire, anche di rete sociale, economica, anche delle aree interne per esempio. Certo. Con una prospettiva appunto che valorizzi anche nel momento in cui si va in pensione. Insomma, io adesso sono giovane e tutto, però noi rappresentiamo, e questo lo possiamo fare grazie all'aiuto proprio delle organizzazioni agricole, degli agricoltori italiani. Noi riusciamo a fare una fotografia perfetta di quello che è il mondo agricolo in questo momento. È da lì che bisogna partire, cioè, la conoscenza e la capacità, come dire, di rendere economicamente sostenibile le nostre aziende agricole, perché noi già sappiamo che dobbiamo essere sostenibili anche sotto il profilo ambientale e sociale. Ma anche per dare una continuità, perché naturalmente il figlio, se vede che il genitore ha difficoltà poi ad avere una pensione, piuttosto è incentivato a prendersi il carico che aveva il genitore, no? Cercherà un'altra strada, cercherà altre vie, e abbiamo visto, io ho visto per quel poco che ho di conoscenza del mondo agricolo, che molti figli se ne vanno all'estero. Una delle fughe avviene proprio in questo senso, ma sono ragazzi che hanno fatto l'università, che hanno fatto le scuole tecniche alte, che hanno capacità di produrre, ma non lo fanno in Italia. Quindi cosa facciamo? Noi investiamo in una generazione, ma il frutto di questo investimento va a arricchire invece altri stati. Prego. Perfettamente ragione su questa tematica che chiaramente vede protagonista l'Italia, no? Sì. Da questo punto di vista. Nell'agricoltura devo dire la verità che, tornando un po' indietro, io penso che un passo in avanti in Italia l'abbiamo fatto con una legge fondamentale che è stata la legge dell'orientamento, che ha datata 2001, che ha dato la possibilità all'agricoltura di non essere concepita, no, di non concepire l'agricoltore o l'agricoltura con la mera produzione di derrate alimentari, ma di inserire un concetto nuovo di multifunzionalità, per cui adesso anche i nostri agricoltori possono avere delle fattorie didattiche, fare accoglienza, ristorazione, trasformazione, per cui ampliare quello che era il concetto di un'agricoltura che ci ha accompagnato per lunghi anni. Anche un agriturismo. Anche un agriturismo, perfetto. Difatti il dato che le porto, che è un dato che abbiamo estrapolato noi, che il 70% degli under 35 che si sono insediati in agricoltura, tenendo presente che il mondo agricolo, rispetto probabilmente ad altri settori, è quello che ha la maggior crescita in termini numerici di insediati giovani, per cui l'agricoltura, sotto certi punti di vista, diventa anche attrattiva, anche per le possibilità, come citavo prima, di poterla prevedere in una maniera molto più ampia. Per cui i giovani under 35, circa il 70% di questi under 35 fa un'agricoltura multifunzionale, per cui molto più aperta, e questo ha determinato un dato che secondo me è significativo, che sicuramente bisognerà lavorare e migliorarlo, che comunque un ettaro di SAU, di superficie agricola italiana, produce una PLV, una redditività nettamente superiore a tutti gli altri ettari in Europa. Ossia, un passaggio che le faccio è che rispetto agli amici tedeschi la nostra redditività ad ettaro è di circa 2,5 volte superiore, quasi 2 volte rispetto a quella francese, proprio per quell'attività che abbiamo cercato di portare con la multifunzionalità e capacità di vedere, come dicevo prima, l'agricoltura sotto altre sfaccettature.
e questo richiama, nonostante le difficoltà, dei giovani che vogliono mettersi in discussione con idee innovative e soprattutto giovani che vengono da altri settori o da altri percorsi di studio, perché vedono nel fare la vita in campagna, nel respirare l'aria, nel concepire anche i ritmi della natura, vedono anche una possibilità anche di benessere proprio rispetto magari anche ai ritmi che ci sono, e noi questi giovani li vogliamo accompagnare, perché come diceva giustamente il Presidente Trivellato c'è una dinamica comunque di un'agricoltura italiana, insomma, con un'età notevolmente avanzata, per cui anche l'obiettivo che abbiamo noi è di cercare con le possibilità di incanalare, dare la possibilità che poi queste aziende vengano anche tramandate da padre in figlio, e ripeto, noi cerchiamo con tutta queste attività chiaramente di dare la possibilità nella multifunzionalità, campagna amica, il famoso chilometro zero, la vendita di prossimità, insomma tutte tematiche degli ultimi anni che hanno visto insomma riqualificare in qualche maniera l'attività dell'agricoltore. È risolutiva questa cosa rispetto ai temi? Sicuramente no, però dà sicuramente uno spaccato che è anche giusto e doveroso farlo anche nei confronti, ripeto, dei tanti giovani e delle tante aziende che ho visto in questi mesi, insomma, che hanno delle idee incredibili di sviluppo, per cui è anche apprezzabile l'ingegno che ci mettono questi giovani nel voler dare una prospettiva e darsi anche una prospettiva di vita diversa. Certo. Trivellato, io credo che l'agricoltore è anche un creativo, perché non è un lavoro di routine. Ogni volta che succede qualcosa non è mai esattamente come succedeva prima, e quindi bisogna sempre che si sappia aggiustare il trattore piuttosto che arrangiarsi a fare altre cose, e quindi è impegnato su 1000 fronti e non può essere quello che fa rigorosamente sempre lo stesso lavoro di tipo operaio. È uno che si deve inventare, e l'italiano in questo senso diciamo che ha di creatività, ne ha molta, prego. Assolutamente, il nostro lavoro ha degli aspetti estremamente positivi, cioè c'è un elemento che riguarda le capacità che vanno sviluppate in questo periodo per fare azienda agricola, sono delle più diverse possibili, cioè noi siamo diventati non solo agricoltori, siamo diventati meteorologhi, siamo diventati amministratori, siamo diventati venditori, siamo diventati ristoratori, facciamo parte del sistema dell'accoglienza, cioè bread and breakfast, esatto, gli agriturismi, anche la parte del turismo lento, sì. Alcuni elementi di novità sono stati messi come l'olioturismo, l'ititurismo, cioè elementi che, come dire, tentano in qualche modo di dare un'ulteriore possibilità a quello che sono le nostre aziende agricole. Il nodo è che non sono a costo zero, cioè si aumenta sempre la burocrazia per riuscire, quando tu apri qualcosa di nuovo nell'azienda agricola, vai ad aumentare quello che è il peso burocratico, per cui ci si ritrova anche molto spesso a fare più gli amministratori della burocrazia che non dopo a essere operativi in campo, perché stiamo arrivando alle assurdità più incredibili. Perché la burocrazia è fondamentale se ha una finalità, cioè se attraverso la burocrazia noi vogliamo, come dire, aumentare la qualità del cibo, aumentare la sicurezza alimentare, aumentare gli elementi, come dire, di qualificazione anche per la parte appunto turistica, di accoglienza, eccetera, eccetera, per non parlare della parte culturale educativa delle fattorie didattiche, per esempio, un altro elemento molto bello, molto interessante, nel quale tra l'altro il Veneto esprime un'eccellenza rispetto al panorama nazionale. Insomma, noi ne abbiamo diverse, abbiamo superato le 300 fattorie didattiche, insomma, per quanto riguarda la regione del Veneto, per cui in realtà anche diffuse sul territorio. Come dicevo, o la burocrazia ha una finalità e quindi serve in qualche modo per aiutare anche l'imprenditore a garantire il prodotto che c'è, oppure alle volte succede che diventi un ostacolo, perché poi come dire, chi si trova a legiferare in questi vari settori sono enti diversi, con responsabilità diverse, con sovrapposizioni diverse, e questo insomma è un po' il problema del sistema Italia, nella quale
come diceva lei, noi ci troviamo alle volte ad affrontare delle situazioni di difficoltà, anche di cambiamenti molto repentini, però abbiamo un sistema che in realtà risponde in maniera lenta. E allora su questo, che è uno dei vari problemi che ci sono, ovviamente alle volte avere delle risposte immediate anche di modifica sarebbe importantissimo per quanto riguarda le risposte concrete poi al nostro mondo. Certo. L'altro lato è che non possiamo altrimenti andare ad illudere le nuove generazioni rispetto a quello che è il nostro mondo, che ha delle cose positive e ha delle cose negative. Io ripeto, noi rappresentiamo una ricchezza secondo me nel panorama economico dei nostri territori e questa cosa qua deve essere presa come punto di riferimento poi nella traduzione pratica, nella possibilità di farci lavorare. Adesso è inutile diventare troppo tecnici perché sennò anche i telespettatori si annoierebbero, sì. Però l'agricoltura è diventato un settore estremamente tecnico e sul quale si è normato tantissimo e come sappiamo l'iperproduzione di norme comporta anche alle volte delle difficoltà di riuscire a liberare quella, come dire, quella generosità anche artistica, passatemi il termine, comunque di capacità creativa, sì, che gli italiani hanno e hanno sempre dimostrato di avere, che però viene imbrigliata. Su questo appunto andrebbe fatta una riflessione complessiva rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Poi mi permetta un ultimo accenno rispetto a quello che lei diceva rispetto alla formazione alle persone. È diventato estremamente difficile fare agricoltura, cioè il mondo naturale, ambientale, su quale tutti, come dire, riconosciamo la bellezza, in termini di produzione agricola ha subito dei cambiamenti drastici. Faccio un esempio che è quello più semplice, forse anche quello che rende più la sensibilità. Gli apicoltori si confrontano quotidianamente con problematiche che riguardano parassiti delle api che negli anni 90 non c'erano nel nostro territorio, che sono arrivati attraverso i commerci internazionali, eccetera, eccetera. Ma anche i trattamenti che noi abbiamo fatto vari servizi su trattamenti che poi hanno ucciso molte api. Certo, perché dopo bisogna riuscire a intervenire perché altrimenti c'è il collasso dell'alveare, la varroa che è questo, fa un collasso dell'alveare, ma non solo, dopo noi ci confrontiamo con la viaria, insomma l'abbiamo visto nell'ultimo periodo, per cui anche con epizoozie che sono le epidemie degli animali nuove sulle quali abbiamo necessità di ricerca, per esempio, cioè il tema della ricerca. E questo qua è un tema che deve essere trattato dal pubblico, appunto, da finanziamenti pubblici, è fondamentale per permetterci di continuare le nostre attività economiche. Adesso c'è il problema della peste suina africana che sta arrivando, cioè quello che abbiamo piante alloctone, i nostri bellissimi coliugani qua nella provincia di Padova, se non ci fossero gli agricoltori che gestiscono il territorio e che coltivano la terra, quello che sono le specie tipiche arboree dei coliugani sarebbero distrutte nell'arco di 5 anni perché abbiamo la Rubinia pseudacacia o l'ailanto che sono specie infestanti che non hanno nessun oppositore interno delle nostre cose, per cui appunto ragionare di agricoltura oggi vuol dire tenere insieme tantissimi piani e le soluzioni non sono ovviamente semplici, ma bisogna mettersi a lavorare e a farlo seriamente. Certo. E noi questo è quello che chiediamo poi a quello che è il mondo che governa. Governare è un termine nautico, no? Governare la nave. Certo. E il mare non è sempre tranquillo, anzi, ed è proprio in queste situazioni nelle quali chiediamo che insomma chi assume un ruolo di governo si assuma la responsabilità e che acquisisca la capacità di governare questi fenomeni che hanno la necessità di essere governati. Certo. Noi dobbiamo riuscire a dare quello che si diceva un orizzonte a quello che è la nostra agricoltura, perché bisogna che ci diciamo le cose come stanno, bisogna che rispondiamo anche ai nostri soci che ci esprimono le difficoltà dicendo la prospettiva è questa o è un'altra.
Certo. Allora, abbiamo visto che i temi sono molti e certamente non li abbiamo affrontati tutti, per cui torneremo su questi temi prossimamente, perché chiaramente bisogna dare anche un'informazione più diffusa alle persone perché capiscono esattamente quali sono le difficoltà, non sono proteste così un po' di velleitarie, ma sono proteste legate a una necessità che poi aiuterà anche, diciamo, i cittadini a mangiare sano, ad avere prodotti di livello e quindi arricchire anche il territorio, non solo, ma esportare anche all'estero. Io purtroppo devo chiudere qui e vi ringrazio del vostro intervento e sicuramente continueremo a parlare di agricoltura anche nelle prossime settimane. Grazie. Certo, certo, grazie. Grazie al Presidente Roberto Lorin di Coldiretti, Presidente di Coldiretti Padova, e grazie al Presidente Luca Trivellato, Presidente della CIA di Padova. Sicuramente un settore che deve essere apprezzato e deve essere apprezzato soprattutto dai cittadini veneti che devono come dire, stare attenti e privilegiare sicuramente quelle che sono le nostre produzioni, che sono quelle più controllate e sicuramente anche quelle più sane. Grazie per essere stati con noi. Adesso ai nostri telespettatori un attimo di pubblicità e poi ritorniamo con la terza parte di questa puntata di TV7 Match che dedichiamo al conflitto. Ne abbiamo accennato durante questa parte del memento, parleremo del conflitto in Ucraina perché ormai sono passati da qualche giorno la ricorrenza, sono passati 2 anni dall'inizio del conflitto in Ucraina, un conflitto che ha fatto migliaia, centinaia di migliaia di morti, che si è in parte, diciamo tra virgolette, congelato, ma forse si è congelato in maniera opportuna e ne parleremo tra poco e cercheremo di capire anche se le sanzioni che l'Occidente ha messo in atto hanno poi funzionato veramente. Ne parliamo tra poco.